Caro Gianfri, preparati. Dimmi un po' quanti siamo arrivati. Abbiamo un numero oggi? importante, 24.265 amici. Quando? E Tonietta ha pure inquadrato i tastini, quelli che dicevo prima, ovvero Pianeta alla Catalla YouTube, dove cliccando entrate direttamente nella pagina di YouTube e poi anche ascolta online, perché se volete potete ascoltare noi e farci ascoltare dai vostri amici che magari vivono all'estero e direttamente dalla pagina di Facebook. E allora ho scritto: buongiorno amici, se doveste andare a vivere su un'isola deserta, virgola, potendo portare con voi solo un oggetto, scritto con l'apostrofo un oggetto, perché io ho scritto stavo scrivendo un'altra cosa, poi ho cambiato, dai, fregatene. un oggetto con l'apostrofo, perché stavo scrivendo una cosa femminile, parola, no? Sì. Vabbè, dai, capita. A cosa proprio non potreste rinunciare? Pronto? Pronto? Oh, Pippo, ciao. Signor Pippo Medele. Ma che ti è successo? Perché hai sta voce, Pippo? Mi sta calando il sonno. Per favore, c'è voluto questa canzone, ti prego. E dai, Pippo, non fare così. Vai, ti prego, stai andando che affronti in tuo stesso, vai, mica ci manca. Fra quando che sono clacson che affronti. A ritmo e ti fonezzita e mia. Ma tu lo sai che io ho anche la colonna sonora della tua automobile? La vuoi sentire? Iremo. Senti qua, così anche ti svegli. Mi sta pigliando un po' volo. No, ma ti giuro, nel testo dice il nome della tua auto. Pippo Medele, sogno che stiano buono, ma se non mi fanno un cucchiere di fila da cirivedo, non so che posso fare. Per esempio, ti potresti imbagliare il caritmo. Anzi, sai che faccio? Stai venendo, lo tempo che mette a modo. Franco Bisicchiero scrive sull'Alla Catalla official fanpage, quindi pubblicamente: bello tucco e sai cosa prendi? Ora, a suo rischio e pericolo ovviamente, no? Ovvio. La cosa triste è che chi do sotto lit FIBA scrive l'accendino, capito? L'accendino. Ma sottoporto tu con l'accendino dove venite, quindi tranquillo. Non c'è bisogno che ti porti capito? l'accendino. Ma dai. Faremo all'oratorio, faremo, no? Questa Prima è messa, un bellissimo Grace Time. I Beach Boys, capito? Con tante canzoni belle, capisci? I Beach Boys, quale ci misi io, stai minchiata. Ma perché le altre le abbiamo già messe altre volte? Posso mettere sempre la stessa? No, dai, cambiamo, ogni tanto bisogna cambiare. Giuseppe Scuto dice: una bambola gonfiabile, c'è a stare senza nulla e menso com'è. A meno spandasì, dice, capito? Ma scusa, a sto punto portati una donna vera, cioè, voglio dire. No, la donna vera ti rompe le balle. Tu dici? Io penso di sì, capito? Almeno dice spandasì qualche volta. Ciao Peppe e Siccia, dove se io sono Peppe, Siccia sei tu, perché lui è Toniettara, quindi pazienza, dai. Toniettara è già Toniettara, capito? Quindi non ha altri nomi, niente. Gianluca il piastrellista scrive uno specchio e tu dici: ma per fare chi uno specchio? E lui dice: mette che ti trase un po' di rina andall'occhio, capito? Perché lui ha già avuto questo tipo di esperienza, sì. Certo. Oppure mette che mi spunta una buda andava facile, dice, capito? Almeno con lo specchio. Oggi è arrivato un classico spritz con tanto di involtino con prosciutto e crema di pistacchio, che è una cosa meravigliosa, ovviamente tutto dal bar Gergeri, ma la cosa più bella, l'aspetto più bello è che io mangio, bevo, e Gianfranco Talia, hai visto? Guardalo lì. Quanto è cattivo, Tutto questo ovviamente viene sapientemente preparato e poi portato qui da colui che ormai è il portavoce del bar Gergeri. Il suo nome è Arcangelo. Ammacca il play, Che cosa ci proponi oggi per il pranzo qui al Lido Azzurro? Oggi vi proponiamo un primo piatto, le linguine agli occhi di bue. Agli occhi di bue? Sì, e pomodorini fantastico. Pomodorini di Pachino. Domanda, il bue è d'accordo? Sì. Quindi non lo so, sai com'è. Allora, linguine agli occhi di bue, che sono una cosa meravigliosa, soprattutto per chi gli occhi di bue non li mangia sempre e magari non li trova sempre. Beh, li trovate al Lido Azzurro, oggi da Gergeri, mi raccomando, e quando arrivate cercate di lui, si chiama Arcangelo. Grazie caro, Grazie buona voi, giornata. buona giornata. Ciao! A una barca spaziale! Regano tanti! Ho studi per il coco! Mille anni tu hai, non arrenderti mai, perché bene tu sei con noi. Alla Catalla! Ovviamente qualcuno pensa a qualcosa di utile da portare sull'isola deserta, potendo portare
un solo oggetto. E Marzia dice una lama o qualcosa di affilato, non si sa mai, mi viene fame, hai capito? Almeno con quello, dice, me lo posso procurare. Vincenzo Latino dice io mi porterei a canna da pescare. E Assunta Privitera, buongiorno, sicuramente porterei un libro molto voluminoso. Ti ha voglia da buttare a Giaccane in un'isola deserta, chi lo caga ne pescare, avevo voglia da passare tempo, no? Certo. Marica del Lido Azzurro, vai con l'applauso all'americana. Buongiorno a tutti. Te l'hanno detto che somiglia a Uma Thurman? Sì, io rispondo sempre che abbiamo qualcosa di differente. Che cioè il conto in banca, dici? I numeri in banca, i numeri ecco, sicuramente. in altezza e quant'altro. No, in altezza dici, no? Perché sì, è molto più alta di te, secondo te? Ma tu mica sei bassa, no? E poi sei comunque sei bella di tuo, mica perché somiglia a Uma Thurman, mille, ci mancherebbe. È lei che somiglia a te, va bene, è lei che somiglia a te. Anzi, sta Uma Thurman non sa che assomiglia a Marica. No, c'è la naretto, ma sa quando gente la ferma per strada e ti dici ma lo sai che somiglia a Marica del Lido Azzurro? Inizia una settimana di fuoco perché abbiamo tantissimi no? eventi, iniziando con il 10 che è la notte di San Lorenzo, non può mancare, no? Romanticissima. Bisogna fare, ovviamente bisogna esprimere il desiderio ad ogni stella cadente che si vede. Io penso che il primo desiderio quando vedi una stella cadente è che non casca andato macchina, giusto? O no? Che cosa avverrà la notte di San Lorenzo? Ma la notte di San Lorenzo ci saranno diversi eventi, ci sarà una serata organizzata da un gruppo giovanissimo che ospitiamo qui in diverse occasioni. Il costo per i camminanti è di 5 euro. Ecco. Niente, tanto divertimento, ci saranno delle... Divertimento, ci sarà da mangiare perché Giargieri so che si sta organizzando, poi ci saranno... sarà un tenda party. Party, faranno il tenda party sulla spiaggia, per cui quello che si voleva portare la canadese, ecco, se la porti qua, magari è una canadese di Ottawa, ecco, gli pava 5 euro, giusto? Poi c'è l'aspettatissimo Ferragosto, che è veramente un evento molto grande, un evento che diciamo a noi toglie veramente 8 anni di vita, però ai capinanti sì, dà una bella soddisfazione, una bella serata, perché è vero che bisogna organizzare tante cose, ma è anche vero che poi c'è la soddisfazione di vedere la gente contenta. Noi lo facciamo con tanta passione e con tanto amore, è veramente una serata molto impegnativa. Noi contiamo sempre 4.000-4.500 presenze. Paolo Cavallaro porterebbe su un'isola deserta 3 kg di carne cavallo e una carrettata di pane, così da potermi ricriare almeno per l'ultima volta. Cioè io poi voglio ittare sangue, capito? Ma si abbandona a se stesso dopo. Ma scusa, capito? A questo punto, magari una bella insalata di pomodoro che ci da Calabria, tanto sei solo. Ma che te ne fotte, no? Vi ricordo che domani saremo qui tra le 11 e le 2, Gianfranco Comis e Giuseppe Castiglia. Grazie a Tony Etna per essere stato qui con noi, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a quelli che hanno interagito con la pagina e con la SMS Line, ma grazie soprattutto a tutti coloro che hanno ascoltato, magari anche in silenzio, va bene? Tony Etna, mi raccomando, al più presto anche questo filmato su Pianeta alla Catalla di YouTube. Noi non vi lasciamo mai se volete, se ci cercate ci trovate, ma soprattutto ogni giorno tra le 11 e le 2 su Radio Fantastica. Ciao! Ciao!